Cambiamo argomento. Catania Today: ritardano un cesareo perché a fine turno danni a bimbo, 3 richieste di giudizio. Per evitare di rimanere a lavorare oltre l'orario previsto avrebbero omesso di eseguire un parto cesareo nonostante i molteplici episodi di sofferenza fetale emersi dal tracciato, e per simulare una inesistente regolarità nell'esame medico avrebbero somministrato atropina alla gestante. La procedura e il non aver informato della situazione i colleghi del turno successivo avrebbe causato la nascita del neonato con lesioni gravissime, e l'accusa contestata dalla Procura di Catania a 2 dottoresse dell'ospedale Santo Bambino, struttura da oltre 2000 parti l'anno, Amalia Daniela Palano e Gina Corrao, per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio per lesioni gravissime colpose, omissioni e falso in atto d'ufficio. Davanti al GUP Ragazzi il prossimo 22 maggio comparirà anche la dottoressa Paola Cairone, che secondo l'accusa, pur non essendo a conoscenza degli avvenimenti precedenti, praticava alla paziente per 2 volte le manovre di Christeller bandite dalle linee guida nonostante un tracciato non rassicurante, e non contattava in tempo il neonatologo. L'episodio risale al 2 luglio 2015 e le indagini sono state avviate dalla squadra mobile e coordinate dal procuratore Carmelo Zuccaro dopo la denuncia dei familiari.